Qui stiamo vedendo, allora siamo a Pia Castagnaio, ecco, è stato provato in questo momento lo sgancio del canapo. Questa è l'area della mossa, ricordiamoci anche il controcanapo il giorno del palio. Questa è la prima prova, la pista è stata consegnata, come abbiamo scritto anche sul Verrocchio, su Amiate News, sul palio di piacastagnaio.it nei tempi dovuti, e questa sera la contrada di Voltaia è stata la prima contrada a provare. Giosuè Carboni con un suo soggetto mezzo sangue. Ricordiamo che da quest'anno a Piancastagnaio, in base anche alle nuove normative, non è inutile stare a ripetere questa cosiddetto decreto Martini, che in realtà insomma, ha avuto un percorso legislativo piuttosto complesso durante gli anni. Ecco, ora vediamo Giosuè Carboni che sta provando la mossa. Questa è la prima prova, tra l'altro Giosuè, ecco, vedete, ecco, ha provato, subito richiama il suo soggetto, che tra l'altro è della scuderia di Giosuè Carboni, che ha vinto il palio 2016 di Piancastagnaio per la contrada di Voltaia, che è la solita con cui sta provando questa sera. Ecco, qui vediamo il capitano Alessandro Conti, vediamo di spalle il sindaco sulla destra, Luigi Pagaggini di Piancastagnaio, sulla sinistra il direttore amministrativo delle contrade Fabrizi, e qui è Giosuè Carboni che sta ritornando sulla mossa. Una pista che sembra aver soddisfatto un po' i capitani. Su Giosuè Carboni che sta nuovamente provando. Queste sono prove, la prima prova, quindi è molto attesa a Piancastagnaio, perché con questo cambio ecco, questo è un mezzo sangue, insomma, l'abbiamo detto tante volte, già 2 volte che Giosuè Carboni prova la mossa, la sua partenza, confermato dal capitano Alessandro Conti in Voltaia per questo palio, un palio molto atteso da tutte le contrade. Questa grande novità dei cosiddetti mezzo sangue ci permetteranno un po' i nostri lettori, i nostri amici di Amiate News, del palio piancastagnaio.it e del verrocchio.it, questa frase, insomma, questa è una grande novità, insomma, che ha coinvolto tante manifestazioni in Italia e che ancora sta creando molti interrogativi. Molti sono attesi da alcune decisioni. Piancastagnaio stessa si è premunita con dei documenti, proprio ricorso al TAR, in virtù anche di alcune decisioni che verranno prese un po' in futuro, soprattutto su pali del nord Italia. Non stiamo qui a nominarli, tutti sappiamo di cosa si sta parlando e non vogliamo assolutamente mettere uno a favore, uno contro. Questo non è assolutamente il nostro stile. Noi parliamo delle cose che accadono, e quello che accade più di tutti è la grande passione, la grande storia che ogni comunità si porta dietro, che vive giorno per giorno, perché la storia si fa ogni giorno, così come la storia del palio, dei regolamenti che subiscono negli anni, nei secoli, nei decenni delle modifiche in base a normative
di legge che devono essere rispettate, delle scelte anche governative come in questo caso, e quindi ecco, questa è un po' la situazione. La pista di Piancastagnaio è sempre la solita, dagli anni 70 si ricorre scusate, interrompiamo un attimino, abbiamo dei rumori di fondo. C'è questi mezzi meccanici che servono la pista è stata appena sistemata come da regolamento, pur in una situazione difficile. Lo abbiamo scritto un po' anche sui nostri siti di riferimento, il verrocchio.it, parlo di Piancastagnaio.it e anche Amiata News.it. Ci sono molte difficoltà sulla Miata in questi giorni, aspettiamo che passi. Intanto vediamo, ecco, qui a sinistra vedete il sindaco Luigi Vagaggini, sulla destra il rettore del Magistrato delle Contrade, il vice rettore Piccini con la maglia verde e il capitano Alessandro Conti con la maglia bianca, mentre Giosuè Carboni con Matteo Bocchi, Fantino anch'egli, detto Silenzio, sempre della Contrada di Voltaia. Ecco, quello che volevamo dire è che è una novità, quindi giustamente anche l'amministrazione comunale, il Magistrato delle Contrade, che è l'organo che fa un po' da interfaccia, usando un termine moderno degli anni '80, insomma, cerca un po' di fare da interfaccia tra le contrade, l'amministrazione comunale e anche l'informazione, è qui che sta un po' visionando le cose. È entrato ora Silvano Vigni che fa un ritorno a Piancastagnaio. Questa per noi è comunque sia una notizia, perché Silvano Vigni è stato uno dei grandi protagonisti negli anni '80 di questo palio, e ci piace, al di là della contrada di appartenenza o meno, registrare la presenza di persone che conoscono bene il palio, conoscono bene la provincia. Eccolo qui Silvano Vigni. Ci saranno anche altri personaggi. Andrea De Cortes se stesso è sempre presente a Piancastagnaio, così come tanti altri fantini in tutte le contrade. Ecco, quindi possiamo dire, ecco, intanto inquadriamo il capitano, il vice capitano della Contrada di Voltaia, Alessandro Conti sulla destra e Giulia Ignorelli sulla sinistra. Questa è la capitaneria giovanissima su cui la Contrada di Voltaia ha scommesso, almeno stando ai risultati, bene. Ecco, ora vediamo alcuni personaggi della contrada. Insomma, sappiamo che qui ci sono delle regole. Ora interrompiamo un po' il nostro collegamento e cerchiamo un po' di fare il punto della situazione in attesa del secondo cavallo che sta provando. Allora, cambio di cavallo. Questo è il secondo soggetto che prova la Contrada di Voltaia, secondo mezzo sangue. Importante per quale motivo? Perché c'è il ritorno di un personaggio che, al di là della contrada o meno, sicuramente è uno di quelle persone, ovvero uno di quei fantini, ma non solo, uno di quegli uomini che ha fatto un po' la storia moderna di questo palio di montagna, ovvero Silvano Vigni. Pressing de Mores è un soggetto che tutti hanno avuto l'opportunità di conoscere anche durante questo tardo inverno, questo inizio di primavera, nelle corse in provincia. È insomma, è un cavallo ben conosciuto. Silvano Vigni a Piancastagnaio ha vinto diversi pali proprio nella contrada di Voltaia che sta provando in questo momento, quindi c'è una situazione anche oggettiva, ma anche una riflessione soggettiva per questa contrada, che ritrova una persona, insomma, a cui è indubbiamente legata, alcune incompressioni negli anni, ma questo fa parte un po'
di questo mondo, non c'è nulla da meravigliarsi. Prestiti Mores è qui davanti a noi, sempre con Carburo, con Carboni che ha vinto il palio sempre per Voltaia e per Castagnaio lo scorso agosto, un palio vinto all'ultimo mezzo giro con un puro sangue ben conosciuto. Quest'anno la novità, ricordiamo, non è da poco, la pista è quella lì, insomma, tanto è all'interno di questa struttura, questo stadio comunale con queste purtroppo righe del campo che verranno coperte durante il giorno della festa, ma questo tradisce un po', no, l'essenza naturale di una festa che nasce in una pista sua, proprio in questa zona, già nei primi decenni del Novecento, riprendendo alcune iniziative dei secoli precedenti e poi ripreso dai frati carmelitani intorno alla metà del secolo passato e poi definitivamente nel 79, da quando si corre ininterrottamente questo palio, un palio che ha sempre avuto tantissima attenzione, tantissima passione e anche dalla provincia, da Siena stessa. Ecco, vediamo ora, dopo la leggera sgambatura, inizia il canterino, insomma questo piccolo galoppo da parte di Giosuè Carboni su Pressing Mores. Voltaia prova subito, appena sarà disponibile la pista, che poi sarà consegnata nella data prevista, anche di fronte a difficoltà oggettive che Piancastagnaio, l'abbiamo detto più volte, sta attraversando. C'è stata una base logistica in questi giorni difficili per una comunità intera, le cronache è inutile ricordarle, relative agli incendi e ai tanti problemi che ci sono stati in questi giorni purtroppo, però l'amministrazione comunale comunque si è riuscita a consegnare la pista nei tempi giusti, una bella pista a quanto vediamo, che almeno a sentire il rumore del galoppo rimane un po' a mezza strada, no? Tanto per intenderci, tra le piste un po' sabbiose gli anni passati, la pista di anno forse eccessivamente dura, come è stato detto da alcune contrade, però ci sembra che questa sia una situazione ideale, una bella pista preparata in difficoltà, l'abbiamo detto. Ora però vediamo ancora Pressing Mores con Giosuè Carboni, un leggero galoppo, eccolo qui davanti a noi, cerchiamo di avvicinare un po' la prospettiva. Purtroppo la nostra videocamera ha avuto dei seri problemi, l'abbiamo inviata, però probabilmente non riusciremo a averla neanche per il palio, però cerchiamo un po' di documentarvi allo stesso modo attraverso questo strumento, con una macchina fotografica che fa anche delle riprese. Ecco, vediamo, ecco, in questo momento Giosuè Carboni sta nuovamente transitando la mossa. Ecco, ricordiamo che il palio quest'anno ha circa sarà di 4 giri e un terzo più o meno, no? Perché è stato tolto la metà dei 3/4 di un giro. Ecco, diciamo che l'arrivo era esattamente dove sta. Ecco, in questo momento sta transitando ora Giosuè Carboni su Pressing Mores, invece ora l'arrivo sarà concluso il quarto giro, in questo punto sarà esattamente, ora diremo più o meno, ecco, questo sarà il punto dell'arrivo di questo palio 2017, una soluzione ricercata con difficoltà dal magistrato delle contrade, e dove il rettore, insomma, ha cercato una mediazione. L'abbiamo intervistato nei giorni passati, alcune contrade. Intanto vediamo Giosuè Carboni su Pressing Mores, vediamo il suo galoppo, dicevamo 4 giri e più o meno un terzo. Questo perché col fatto che da quest'anno si corre con il mezzo sangue è stato deciso di accorciare di circa 200 metri
il percorso che misurerà intorno a 1600 metri, non di più. Ecco, questo è un po', crediamo, ecco, Giosuè Carboni ormai ci sembra aver, ecco, sta ancora galoppando, sono delle prove, quindi non c'è da aspettarsi molto, ma la contrada di Voltaia domani sera, ricordiamo, Borgo, domani sera, che è martedì 25 luglio, ecco, vedete, ecco, Giosuè Carboni ha terminato su Pressing the Morris la sua prova, ci sembra che tutto sia andato per il verso giusto, non molta gente questa sera, ma è la prima prova, questo c'era un po' da attenderselo. Ad ogni modo, crediamo che la pista sicuramente dovrà ancora essere, avrà degli assestamenti. Oggi è piovuto, ha fatto un forte temporale intorno a metà della mattinata, intorno a mezzogiorno, più o meno 11, tra le 11 e mezzogiorno. Ecco, qui è Giosuè Carboni che sta terminando la sua prova su Pressing the Morris di Silvano Vigni. Ecco, questo ora noi concludiamo e faremo anche qualche scatto fotografico. Marco Conti, il Verrocchio, Amiata News, Palio di Piancastagnaio. Buonasera.